Eder. Mech. Pallister. Caso Liliana Resinovic, giornata di carte bollate, processo per diffamazione rinviato, ricorso bocciato in Cassazione. Visintin si aggrappa alle sue frasi. Slitta ancora il calendario giudiziario attorno al nome di Liliana Resinovic. A Trieste, l'udienza di uno dei processi per diffamazione a carico del marito, Sebastiano Visintin, è stata rinviata di 6 mesi. Nelle stesse ore, da Roma è arrivata la conferma che il ricorso in Cassazione presentato dai suoi legali è stato dichiarato inammissibile. In mezzo, davanti alle telecamere, lo stesso Visintin ha snocciolato una serie di dichiarazioni che fotografano perfettamente la linea difensiva che sta portando avanti da mesi. Prendere le distanze da ciò che è accaduto a Liliana e spostare il baricentro delle risposte sugli inquirenti e sulle perizie. L'udienza rinviata nel processo per diffamazione. L'udienza che era fissata per oggi a Trieste riguardava uno dei procedimenti per diffamazione nati dalle querele dei vicini di casa di Liliana e Sebastiano, Gabriella Micheli e Salvatore Nasti. In aula il giudice avrebbe dovuto ascoltare alcuni testimoni, ma il processo si è fermato subito, per un impedimento a presenziare dei 2 difensori di Visintin, Paolo e Alice Bevilacqua. Il giudice Fabrizia De Vincenzi ha deciso di rinviare tutto di 6 mesi, fissando una nuova data in primavera. Si tratta di uno dei filoni paralleli al fascicolo principale sulla morte di Liliana. I vicini accusano Visintin di averli tirati in ballo in alcune trasmissioni televisive, con allusioni pesanti sul fatto che si sarebbero introdotti in casa sua, forse prendendo le chiavi e sapendo più di quanto hanno sempre raccontato sulla scomparsa della donna. Da quelle frasi è nata la querela e il successivo rinvio a giudizio per diffamazione aggravata. Tutte le dichiarazioni di Sebastiano davanti ai giornalisti. All'uscita dal Palazzo di Giustizia, il marito di Liliana ha deciso di parlare a lungo con i cronisti. Il nucleo del suo messaggio è molto chiaro. Ciò che è accaduto a Resinovic, secondo lui, non sarebbe in alcun modo riconducibile al suo comportamento. Per prima cosa ha ribadito il concetto che ripete ormai da tempo. Quello che è successo a Liliana, a suo dire, non dipende da lui, e le risposte su che cosa sia realmente accaduto spetterebbero esclusivamente agli inquirenti. È la frase con cui prova a marcare un confine netto tra la sua figura e la dinamica della morte della moglie. Subito dopo ha insistito su un altro punto. Ha detto di non essere per nulla preoccupato perché, nella sua versione, non ha niente a che fare con la scomparsa di Liliana. Ha ricordato che ancora oggi non esiste una verità condivisa sulle cause del decesso e ha rimarcato come, a suo avviso, non sia stato chiarito se la moglie si sia tolta la vita o sia stata uccisa. Visintin ha poi tirato fuori un elemento che riguarda i primissimi giorni dopo la scomparsa. Ha raccontato che, appena sparita Liliana, gli investigatori gli avrebbero detto di non farsi illusioni, perché l'ipotesi su cui lavoravano era quella del suicidio. Ha aggiunto che in casa si sarebbe cercata anche una possibile lettera di addio, che però non è mai stata trovata. È un modo per ricordare che per lungo tempo la lettura ufficiale non era quella dell'omicidio, ma quella di un gesto volontario. Sul piano strettamente processuale, ha definito l'avviso di garanzia ricevuto dalla procura come un atto legittimo. Secondo lui è normale che in una vicenda del genere il marito venga iscritto nel registro degli indagati. Ha però sottolineato che adesso tocca ai magistrati dimostrare un'eventuale responsabilità a suo carico. Ha anche aggiunto che, se fossero emersi elementi davvero pesanti contro di lui, a quest'ora probabilmente sarebbe già in prigione. A suo dire, né lui né i suoi legali avrebbero ancora ricevuto un atto che indichi in modo chiaro i singoli punti d'accusa formulati nei suoi confronti. Visintin è poi tornato sul tema, ormai centrale, delle perizie medico-legali. Ha ricordato che esistono 2 elaborati che portano a conclusioni opposte sulle cause della morte di Liliana. Uno che propende per un quadro compatibile con il suicidio, l'altro che parla di morte violenta per asfissia. Ha spiegato che, proprio per questa contraddizione, la difesa aveva chiesto di poter fare una terza perizia, una sorta di superperizia, che mettesse ordine tra le versioni contrastanti. Secondo la sua ricostruzione, però, questa richiesta non è stata accolta. Infine, ha commentato la posizione del tecnico anatomico Giacomo Molinari, finito a sua volta sotto indagine dopo un esposto presentato dal fratello di Liliana, Sergio Resinovic,
in relazione alle dichiarazioni sulla frattura della vertebra T2 e sull'ipotesi che quella lesione possa essere stata causata durante le operazioni sul corpo. Visintin ha detto che questa vicenda gli dispiace, perché a suo avviso Molinari avrebbe solo cercato di portare avanti le proprie valutazioni tecniche e qualcuno non avrebbe gradito le sue conclusioni. Ha aggiunto che secondo lui quel tecnico avrebbe dovuto essere ascoltato con maggiore attenzione dagli inquirenti. Il colpo della Cassazione, ricorso inammissibile. Nella stessa giornata è arrivata un'altra notizia pesante, sempre legata al caso Resinovic. Il ricorso in Cassazione presentato dai legali di Visintin è stato dichiarato inammissibile. All'uscita dall'udienza sul fronte diffamazione, interpellato proprio su questo punto, Visintin inizialmente ha spiegato di non aver ancora ricevuto comunicazioni ufficiali. Ha detto che della questione si occupa il suo avvocato e che lui cerca di stare il più possibile fuori da queste dinamiche tecniche, quasi a voler separare la propria vita quotidiana dal frullatore giudiziario che lo riguarda. Poco dopo, però, in una trasmissione televisiva, ha confermato che il ricorso è stato effettivamente respinto. Ha ammesso di non averla presa bene e ha definito il lavoro fatto dai suoi difensori un'occasione persa. Nella sua lettura, quella strada avrebbe potuto offrire risposte più precise e chiare su alcuni punti controversi del fascicolo. Ha aggiunto di sperare che la vicenda non si fermi qui, lasciando intendere l'intenzione di continuare a cercare spazi di manovra anche sul terreno delle perizie. L'oggetto del ricorso riguardava proprio la richiesta avanzata dalla difesa di un incidente probatorio per ottenere una terza perizia medico-legale sul corpo di Liliana. L'idea era quella di sottoporre nuovamente il caso a un collegio di esperti per sciogliere il nodo tra le prime due autopsie che avevano prodotto letture opposte. La decisione della Cassazione di non aprire questa porta, almeno per ora, chiude uno dei canali su cui Visintin sperava di far leva per rimettere in discussione gli atti tecnici più recenti. Nel frattempo resta il quadro processuale già noto. Il marito di Liliana è tuttora l'unico indagato per omicidio nella vicenda della moglie, scomparsa da casa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Il parallelo con il caso Segre, quando l'odio e la diffamazione finiscono in aula. Mentre a Trieste si discute di diffamazione, perquisizioni in casa e perizie medico-legali, a Milano un'altra aula di giustizia ha affrontato un tema diverso ma strettamente imparentato: il peso delle parole quando diventano odio. In un procedimento concluso con rito abbreviato, una donna è stata condannata a 1 anno e 6 mesi per propaganda di idee fondate sull'odio razziale e per diffamazione aggravata dall'odio razziale, dopo un video pubblicato sui social in cui aveva espresso frasi violentissime contro gli ebrei e contro la senatrice a vita Liliana Segre. Nelle motivazioni, il giudice ha spiegato che quelle espressioni assumono un significato ancora più riprovevole, perché rivolte a una persona che è sopravvissuta allo sterminio degli ebrei e che, nell'immaginario collettivo, è diventata una voce autorevole sulla memoria della Shoah. In pratica non sono solo parole offensive, sono colpi inferti a una figura che incarna, per la storia che porta addosso, un pezzo della coscienza pubblica. In una singola giornata, quindi, i tribunali hanno messo a fuoco 2 piani diversi ma complementari. Da un lato le accuse di diffamazione che ruotano attorno al giallo di Trieste e alla morte di Liliana Resinovic. Dall'altro la repressione penale dell'odio razziale rivolto a Liliana Segre. In mezzo le dichiarazioni di Sebastiano Visintin, che continua a respingere ogni addebito, a rivendicare il diritto a non essere indicato come responsabile della morte della moglie e a chiedere nuove perizie, mentre la Cassazione chiude la porta a uno dei suoi tentativi di rimettere tutto in discussione. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.